contagi sono in crescita e lo stiamo vedendo ormai da un paio di settimane. Sono 1060 le persone positive al Covid-19 nel Veneto orientale, con picchi localizzati nei comuni più popolosi dell'area. Aumento dei contagi anche nelle scuole, con 1321 alunni di 66 classi in quarantena, cui si aggiungono altre 19 classi in sorveglianza. Classi che cioè a causa di un contagio non possono effettuare alcuna attività scolastica al di fuori delle lezioni in aula. Sul fronte dei ricoveri abbiamo 15 pazienti in malattie infettive, 11 non sono vaccinati, sottolineo, 5 sono in terapia intensiva. Le persone che stanno peggio tra quelle ricoverate sono quelle che non hanno fatto il vaccino. A sostenere la campagna vaccinale sul territorio dell'US4, tre testimonial del mondo sportivo locale. Filippo Viotto, Alessandro Fantinello e Gregorio Furian della squadra di rugby di San Donà hanno rilanciato l'importanza della vaccinazione alla vigilia dell'apertura della terza dose agli over 18 dal 1° dicembre. Per come la vedo, se ci fosse anche solo una piccola possibilità di limitare la probabilità di prendere il Covid, e grazie ai vaccini c'è e non è piccola, è giusto coglierla. In Veneto orientale sono state somministrate complessivamente 360.000 dosi di vaccino anti-Covid, tra cui più di 17.000 terze dosi. La popolazione non immunizzata nel territorio dell'US4 equivale a circa 6.000 persone, ma probabilmente per effetto delle nuove restrizioni in arrivo per chi non è vaccinato, le prime dosi sono ultimamente raddoppiate. E poi, come ho detto, ci sono le terze dosi che stiamo facendo nell'ordine di 600-700 al giorno in questo periodo, però contiamo di crescere rapidamente, stiamo allestendo nuove linee di vaccinazione. Siamo già a quota 1.200-1.300 al giorno, dobbiamo arrivare a 1.600, 1.600, 1.800 e abbiamo anche un buon contributo da parte dei medici di medicina generale.